Amici ed amiche di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa partita di campionato importantissima per Volley Veneto che affronterà la Spezzanese. Le due formazioni sono distanziate da un solo punto in classifica, una partita veramente al cardiopalma perché decimo posto utile, scusate, il nono posto utile per rimanere in Serie B matematicamente è occupato attualmente da Volley Veneto Benacus a 17 punti, decima posizione per Spezzanese che ha un punto in meno a 16, quindi questa partita è assolutamente importante per i ragazzi di Adriano Fin che quest'oggi sarà squalificato e non potrà seguire dalla panchina la propria partita. Cortesemente chiedo a chi è in linea in questo momento, chiedo di scrivermi in chat se riesce a sentire e se la diretta si blocca perché abbiamo qualche problema di trasmissione. Io al momento interrompo la telecronaca, noi ci sentiamo per le ore 20, ma per favore scrivetemi in chat se la chat si blocca, se la diretta si sta bloccando e se riuscite a sentirmi. Grazie.
Amici di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa partita importantissima per la formazione di Adriano Fin. Questa sera si giocano entrambe le formazioni una fetta di permanenza in Serie B. Volley Veneto versus Spezzanese, Malagoli Tensped. Partita importantissima. Vi chiedo subito se potete scrivermi in chat se riuscite a vedere bene la partita oppure se si blocca il segnale, perché purtroppo questa sera siamo in una situazione tecnica di emergenza e non so se riusciremo concretamente a farvi vedere o sentire bene la partita. Le due formazioni ovviamente non sono ancora scese in campo, non abbiamo i due sestetti di partenza. Vediamo chi scenderà in campo nel primo sestetto questa sera, sia della formazione di Volley Veneto Benacus che della formazione di Malagoli Tensped. Siamo pronti per la presentazione. Diciamo subito allora i roster delle due formazioni. Con il numero 1 partendo proprio da Spezzano, con il numero 1 Riccardo Sgarbi, con il numero 3 Marco Ronchetti, con il numero 5 Marco Bonitta, con il numero 7 Danny Flemma, con il numero 8 Edoardo Sertoretti, con il numero 9 Davide Giovanardi, con il numero 10 Giacomo Zanasi, con il numero 11 Amrit Mann, con il numero 13 Elia Agazzani, con il numero 15 Michele Camellini, con il numero 16 Vitale Riccardo, con il numero 18 Berselli Batteo, con il numero 23 Mattia Pramarzoni, con il numero 20 Alessandro Ferrarese. Risponde la formazione di Volley Veneto Benacus con Luca Albertini, con il numero 1 2 Nicolò Motteran, 3 Cerfogli Mattia, 5 Davide Gatti, 6 Giulio Romagnoli, 7 Alberto Magalini, 8 Mirko Testagrossa, 9 Cristian De Agostini, 10 Paolo Guardavascio, 11 il libero Michele Viola, numero 12 Davide Pietroni, numero 13 Brigo Tommaso, numero 18 a chiudere Daniele Cro. Non abbiamo ancora ovviamente i due sestetti di partenza, ma ve li comunicheremo quando vedremo i giocatori entrambi in campo. Se non ci sono cambi dell'ultimo secondo, Volley Veneto Benacus si presenterà con Davide Pietroni al palleggio in opposizione a Mirko Testagrossa. Zone d'attacco con Alberto Magalini di solito e Mattia Cerfogli, al centro Cristian De Agostini e Giulio Romagnoli, libero Michele Viola. Adesso vediamo chi scenderà in campo. Ed ecco invece la prima sorpresa per Volley Veneto Benacus. Scenderanno in campo Paolo Guardavascio al posto di Mattia Cerfogli nel sestetto iniziale. Sartoretti, Berselli, Pramarzoni, Camellini. Vediamo se ci sarà anche Bonitta nel sestetto di partenza, presumo di sì. Di solito è il palleggiatore titolare. Per la formazione di Spezzano, libero ovviamente il numero 13 Agazzani. Ecco che gli arbitri sono pronti. Stiamo aspettando e le due squadre scendono nel parquet di gioco e come dicevamo, prima sorpresa allora per Volley Veneto Benacus, Paolo Guardavascio al posto di Mattia Cerfogli nel sestetto di partenza. Bonavita è in campo, quindi come avevamo pronosticato il palleggiatore titolare è sceso in campo per Spezzano.
al servizio andrà. Vediamo chi ha il pallone del servizio tra le due formazioni. Partirà Berselli. Buona la ricezione di volley Veneto. La palla viene data subito l'1-0 per Spezzano, l'attacco da posto 4 dell'opposto di volley Veneto, Mirko Testagrossa è fuori bersaglio. 1-0 per la formazione di Malagoli Tesmed. Questa volta la palla di Berselli cade sulla rete. Al servizio Magalini Alberto. Palla sulla rete da parte di Malagoli, 2-1 per Spezzano. Cristian De Agostini da posto 3. Due pari. Al servizio De Agostini. La palla ancora nel campo di Spezzano dopo il muro di volley Veneto. Questa volta Sartoretti fa il punto con il muro 1. 3-2 per Spezzano. La palla nel campo di Spezzano. Primo tempo. Ancora la palla nel campo di volley Veneto. Free ball nel campo di volley Veneto. E questa volta Testagrossa mette giù il pallone, 3 pari. E proprio Testagrossa si porta fuori dal campo per il suo servizio. Buona la ricezione, grande difesa di volley Veneto. La palla ancora nel campo di Spezzano, recuperano i ragazzi di volley Veneto. Questa volta l'attacco di Paolo Guardavascio è efficace, 4-3 per la formazione di casa. L'arbitro che richiama la tranquillità in campo. Ancora Mirko Testagrossa al servizio. Ace! No, mamma mia, quasi ace. La palla nel campo di volley Veneto. Ma la palla adesso nel campo di Spezzano con la possibilità di attacco di Sartoretti. Buona la difesa di volley Veneto. Grande attacco di Mirko Testagrossa da posto 2 a posto 1-2, un bel pipe che porta a 5 punti per volley Veneto in questo primo set. Ancora Mirko Testagrossa al servizio, che nel tiro precedente aveva quasi fatto ace in un flot particolare. Ancora un po' di difficoltà nella ricezione. Sartoretti viene dato l'invasione a rete da parte di un giocatore di volley Veneto. 5-4.
Bramarzoni al servizio. Lo schiacciatore di Malagoli Tesmed. Buona ricezione di Magalini. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Cinque pari. C'era stata una incomprensione tra il palleggiatore e attacco da parte di Volley Veneto. Ne ha subito approfittato Spezzano. Ancora equilibrio. Tre pari. Ancora Bramarzoni al servizio. Ancora Magalini. 6-5 per Volley Veneto. Il muro di Spezzano va fuori dal campo. 6-5 sull'attacco di Guardavascio. Punto per Volley Veneto Benacus e viene chiamato Leis. 7-5 per Volley Veneto. Ancora buona la ricezione di Spezzano. Grande attacco del giocatore numero 18 Matteo Berselli da posto 4 che porta a 6 punti per la sua formazione. La palla nel campo di Spezzano che ha la possibilità di attaccare. 7 pari. Ancora Spezzano al servizio con il centrale. Il giocatore con il numero 15 Camellini. Questa volta il pallone fuori. 8-7 per Volley Veneto. Romagnoli al servizio. Otto pari, equilibrio finora quello che abbiamo visto in campo. Bonavita al servizio, storico palleggiatore grande attacco di Cristian De Agostini. I giocatori di Spezzano si sono persi il pallone dopo il muro, la palla cade nel campo di Spezzano, punto per Volley Veneto. Fuori dal campo il palleggiatore Davide Pietroni. Palla molto lunga su Berselli, c'è un po' di difficoltà. Free ball nel campo di Volley Veneto. Michele Viola, la palla ancora Mirko Testagrossa e ancora una palla potente sulle mani avversarie. 10-8 per Volley Veneto che comunque al momento non riesce a staccare gli avversari nonostante i tentativi continui dei giocatori di Adriano Fi di allungare la striscia positiva. Ancora Pietroni al servizio. 10-8. Ancora su Berselli, buona la sua ricezione, possibilità di attacco, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, questa volta ancora su Berselli, muro 2, palla per Volley Veneto, l'attacco di Berselli, questa volta è fuori dal campo, aveva cercato con un pallonetto di staccare le mani del muro 2, la sua traiettoria era fuori, 11-8.
ed è costretto, le panchine cominciano a... Ecco che l'arbitro richiama a sé i capitani delle due formazioni. Ecco, si può ricominciare la partita. 11-8. Buona la ricezione di Spezzano che attacca con Sartoretti. Grande difesa di Volley Veneto. Viola l'Aisa per Magalini Alberto che mette giù il pallone del 12-8. 4 punti di distanza tra le due formazioni. Il pallone è rimasto incastrato su un attrezzo della palestra, quindi si prende il pallone di riserva. Ancora Pietroni al servizio. Questa volta purtroppo il muro di Volley Veneto è fuori di nulla. 12-9. La palla del numero 18 Berselli va a rete. 13-9. Al servizio Magalini Alberto. La palla nel campo di Volley Veneto. Cristian De Agostini mette la palla al centro. 14-9. Break veronese, time out chiesto subito dalla panchina di Spezzano, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni dopo i 30 secondi di time out. Questa volta la palla di Magalini va abbondantemente fuori. 14-10. Siamo nel campo. Al servizio Spezzano. Viola. Questa volta il muro a 2 sull'attacco di Mirko Testagrossa è efficace. Tenta il riaggancio della formazione di Spezzano. Con questo bel muro su Mirko Testagrossa. Ancora al servizio Matteo Berselli, scusate, Riccardo Vitali. Il centrale di Spezzano. E questa volta Cristian De Agostini invece con un bel primo tempo spiazza la difesa del muro a 1 che era programmata sul centrale e porta a 15-11 punti. È proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Un po' difficoltà Berselli alla ricezione, la palla nel campo di Spezzano. Bonavita crea un pallone bellissimo per Sartoretti che mette giù in lungolinea del 15-12, ancora meno 3. È proprio Sartoretti che va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. 15-12. La palla nel campo di Spezzano. Palla fuori.
il libero della formazione spezzanese, il giocatore con il numero 13, Agazzani, aveva cercato di recuperare sul lungolinea di Mirko Testagrossa, ma la palla è caduta abbondantemente fuori dal campo dalla parte di Volley Veneto, 16-12. Palla nel campo ancora di Spezzano, questa volta Testagrossa non riesce a tenere il pallone. Già nell'attacco precedente i veronesi avevano fatto il miracolo per tenere in campo una bordata molto forte. Attacco del palleggiatore che invece di palleggiare Pietroni si è trasformato in attaccante e di secondo tocco ha messo giù il pallone del 17-13. Guardabascio al servizio, buona la ricezione di Spezzano che attacca con Sartoretti che si fa beffa del muro 2 di Magalini e di Romagnoli, passando in mezzo alle loro mani e portando il punteggio 14-17, ancora meno 3 per Spezzano. Cabellini al servizio. Free ball nel campo di Volley Veneto. Sartoretti mette giù la palla del 17-15. Ancora il centrale spezzanese al servizio. Magalini mette giù il 18-15. Ancora più 3 per Volley Veneto. Rientra in campo Cristian De Agostini, esce dal campo Michele Viola e fuori invece dai 9 metri Giulio Romagnoli per il più 3 di Volley Veneto Benacus. Palla di Romagnoli cade sulla rete, 18-16. Bonavita al servizio. Abbondantemente fuori il pallone di Bonavita, 19-16. Aveva cercato la linea dei 9 metri, non trovandola. E Davide Pietroni fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Ancora da posto 4 e ancora l'opposto di Spezzano Sartoretti che porta che al momento sul 19-17 entra il giocatore numero 10 Zanasi al servizio al posto del numero 18 Matteo Berselli. È dentro il pallone di Magalini, attacco da posto 4. Al servizio proprio Alberto Magalini. Fribona nel campo di Spezzano.
Sartoretti, 20-18 da posto 2. Sostituzione ancora in casa di Spezzano, esce Vitali ed entra Manna al servizio. Buona ricezione di Michele Viola, ma la palla nel campo di Spezzano con la possibilità di riattaccare. 20-19. Spezzano recupera. E Volley Veneto Benacus chiama time out. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, Spezzano è riuscita a recuperare 20-19, Manna al servizio, buona la difesa di Magalini, vediamo a chi andrà l'attacco, grande difesa in diagonale di Spezzano che però regala il free ball a Volley Veneto. Testa grossa che cerca il mani fuori, 21-19, in un momento topico della partita. Si prende la responsabilità all'opposto di Volley Veneto di cercare il braccio più esterno del muro di Spezzano per riuscire a portare a casa il punto del 21-19, 2 punti con possibilità di servizio adesso per Cristian De Agostini. Buona la ricezione, possibilità di attacco di Sartoretti, ancora in diagonale, 21-19, 21-20. E proprio Sartoretti al servizio. Ancora free ball nel campo di Volley Veneto. 22-20. Ancora testa grossa. Giocano in questo frangente, stanno giocando praticamente gli opposti. Che si stanno scambiando colpi incredibili. Entra Davide Gatti. A 21, rientra a testa grossa per Gatti. Grande attacco di numero 10 veronese Paolo Guardabacio, 23-21.
E se proprio l'autore del punto fuori dai 9 metri per il suo servizio, non forza. Ancora Sartoretti, 23-22. Romagnoli 24-22. Al servizio proprio Giulio Romagnoli, ma time out, 30 secondi di pausa, chiesto dalla panchina di Spezzano. Rientrano in campo le due formazioni, 24-22 per Volley Veneto. Giulio Romagnoli al servizio. Dopo il time out tecnico chiesto dalla formazione di Malagoli Tensmet. Flot di Romagnoli, buona la ricezione, buona vita. Viene chiamata l'invasione del giocatore numero 10 di Spezzano. Zanasi chiude il 25-22, cambio di campo per Volley Veneto Venacus 1-0.
Rientrano in campo le due formazioni per questo secondo set. Ricordiamo chiuso 1-0 per Volley Veneto con i parziali di 25-22. Berselli al servizio, 1-0 per la formazione ospite in questo frangente. Buona la ricezione di Michele Viola. Grande primo tempo di Cristian De Agostini, 1-pari. Alberto Magalini al servizio. Si dispone a ventaglio la difesa 3 di Spezzano. Buona la difesa. Bel diagonale del giocatore numero 33 Bramarzoni, 2-1. Al servizio il giocatore numero 16 Riccardo Vitali. Magalini, ancora De Agostini, secondo attacco consecutivo del centrale di Volley Veneto che porta 2 i punti. È proprio l'autore del primo e del secondo punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Michele Viola nel frattempo il libero si porta in panchina per lasciare posto a Giulio Romagnoli. Ancora Cristi De Agostini in float, un po' di difficoltà la difesa, bel primo tempo, peccato, Magalini non arriva per un non nulla sull'attacco del centrale di Spezzano. Sartoretti al servizio. Sartoretti, 4-2. Una bomba di Sartoretti. Ancora l'opposto di Spezzano che si porta fuori dal campo. Un doppio tentativo in pallonetto di Mirko Testagrossa per scavalcare il muro attento della formazione avversaria. Questa volta è efficace. È proprio l'autore del pallonetto Mirko Testagrossa. Nella ribattuta i giocatori di Spezzano non sono riusciti a buttare di là la palla. Grande muro di Giulio Romagnoli, 4 pari. Zona 1. Zona 1. Ancora Mirko Testagrossa. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Testagrossa mette la palla del 5-4 con il tocco delle mani avversarie. Ancora Testagrossa, buona la ricezione della formazione ospite che attacca, non forzano, la palla ancora nel campo di Volley Veneto. Questa volta Mirko Testagrossa sbaglia il pallone, 5 pari. Annullato il primo tentativo di fuga di Spezzano. Buona la ricezione di Volley Veneto, possibilità di attacco. Questa volta sbaglia Guardabaccio, la palla gli resta attaccata alla mano, la palla cade sulla rete, 6-5. Spezzano cerca di rimettere avanti la testa.
Nel servizio il giocatore numero 3 Pramarzoni. E testa grossa, fa il 6 pari. Paolo Guardabascio al servizio. Sette a 6 per Spezzano con un attacco di Camellini, scusate, del centrale Camellini, esatto, 6 a 6, 7 a 6. Camellini ha fatto un bel primo tempo, i giocatori di Volley Veneto subito avevano toccato il pallone, poi la palla è caduta sulla rete, hanno fatto un po' un disastro. Alberto Magalini di potenza, 7 pari. Da posto 4 lo schiacciatore di Volley Veneto mette giù una bordata che permette alla formazione di Adriano Fin di andare in pareggio. Romagnoli al servizio, buona la ricezione, la palla, peccato, la palla del muro a 2 non entra in campo per pochissimo, 8-7. Bonavita al servizio. Magalini appoggia proprio su Bonavita, possibilità di attacco di Sartoretti, la palla è fuori, l'arbitro la chiama dentro. Fuori muro in difesa, dai, fuori muro. 9 a 7, Spezzano rimette avanti la testa. E Magalini fa il 9 a 8. Pietroni al servizio. Ancora Sartoretti, 10 a 8. Temporale, sì. C'è il temporale. C'è il temporale. Mi fa il fulmine. E Magalini con un pallonetto ingannatore salta via il muro a 2 e butta proprio dietro la schiena dei giocatori che si erano appostati per cercare di arginare il suo attacco. Accorcia le distanze, 10 a 9. La palla di Magalini cade sulla rete, 11 a 9. Magalini la riceve, primo tempo di De Agostini, ma la palla è nel campo di Spezzano con la possibilità di attacco. Magalini buona alla diagonale, Pietroni la alza per Guardabascio, se la mette giù del 10 a 11. Buon lungolinea di Paolo Guardabascio. 11 a 10. Mezzo 18. Primo tempo, 12 a 10.
Sartoretti al servizio. Batti e ribatti da entrambe le formazioni. La palla ancora nel campo. 13-10. Primo tempo. 13-10. Primo tempo. Primo tempo. Ancora Sartoretti al servizio. Ha pestato la linea Sartoretti. 11-13. Testa grossa al servizio. Questa volta non passa la palla di Sartoretti. 12-13. Forse un po' troppo basso il pallone datogli da Bonavita. Il fatto sta che Sartoretti non riesce a far passare la palla dalla rete e Volley Veneto si porta sul 12-13. Ancora Mirko Testagrossa al servizio. Pallone nel campo di Volley Veneto. Ancora Sartoretti, 14-12. Temporale, intanto Bardolino. Si sentono i fulmini, si sentono i tuoni, si vedono i fulmini. Fuori dal palazzetto dello sport. 14-12. Romagnoli 14-13. Paolo Guardavascio al servizio. Esce di 1-0 il pallone di Guardavascio, 15-13. La palla nel campo di Volley Veneto. 13-16. Pronto? Quando bisogna curarsi la zona 4, la laterale seconda che compra da 5, quando per il controllo bisogna Tredici a 16.
14-16, errore al servizio del centrale spezzanese con il numero 15 Camellini. Giulio Romagnoli fuori dal suo posto, fuori dal campo per il suo turno di servizio. Pallone fuori di Sartoretti, 16-15. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. E Cristian D'Agostini pareggia, ma splendido il servizio di Romagnoli che costringe il coach Sassi a chiamare time out. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, 16 pari. Ancora Giulio Romagnoli al servizio, Volley Veneto che è riuscita a eliminare il gap di 3 punti. Un po' di difficoltà nella palla nel campo di Volley Veneto. E Alberto Magalini sul muro alto di Spezzano porta il +1, 17-16. La palla nel campo di Spezzano, ma questa volta Bonavita mette la palla del pareggio, 17 pari. Difesa, dai! Oh! Paolo Gimbalini. Diciotto 17 per Spezzano. Diciotto 17 Spezzano. Bonavita al servizio. E ancora Magalini, 18 pari. Davide Pietroni al servizio. Questo interminabile secondo set, emozionantissimo. 19-18, viene chiamata l'invasione. Ancora Davide Pietroni al servizio. Questa volta la palla è sulla rete.
fatto il tocco, c'era il tocco. 20-19, l'arbitro non ha visto. E Di Agostini pareggia. Entra Cerfogli per guardabascio. Ace di Magalini, 21-20. Ancora Magalini al servizio. Questa volta la palla di Magalini è fuori, 21 a pari. Sostituzione anche nelle fila di Malagoli. Esce il giocatore numero 16 Vitali ed entra il numero 11 Amratman. 22-21 per gli ospiti, dato l'errore di Mirko Testagrossa. Pallone fuori, 22 pari. Sartoretti 23-22. È proprio Sartoretti al servizio. (24 a 22). Chiamato la doppia. Ancora Testagrossa al servizio. (25 a 24). 25 a 24 per Spezzano.
Bramarzoni al servizio. Pari. Si andrà al 27. Cerfogli al servizio. Ancora la palla nel campo di Spezzano. 26 a 27. 26 a 25, scusate. Ancora Spezzano, un altro set ball. Al servizio il centrale, giocatore con il numero 15, Camellini. Pallone fuori, 26 pari, errore da una parte e dall'altra, non ha forzato l'attacco Alberto Magalini, ha sbagliato l'attacco il giocatore della fase avversaria, Giulio Romagnoli al servizio. Muro di Alberto Magalini, 27 a 26. E viene chiamato subito time out dalla formazione di Spezzano. Giulio Romagnoli al servizio del 27 a 26 per Volley Veneto. Set ball questa volta dalla parte veronese. La palla ancora nel campo di Spezzano. La palla con possibilità di attacco. 27 pari, buona vita, primo tocco. Spiazzata la difesa di Volley Veneto, intelligentemente il palleggiatore di Spezzano butta la palla dall'altra parte ingannando tutta la difesa di Volley Veneto. Si andrà al 29 con Bonavita al servizio. E Magalini fa il 28 a 29. Daniele Cross servizio. Pura Lugoliglia. Pari, si andrà al 30. Berselli al servizio. Pallone fuori di Berselli. 29 a 28. Alberto Magalini al servizio.
29 pari. Al servizio il giocatore con il numero 16 Vitali. Cerfogli 30-29. Cristian De Agostini al servizio. Pari. L'attacco di Sartoretti da posto 2, proprio l'autore del punto che va fuori dal campo. Testa grossa, mani fuori su Pramazzoni. 31-30, ancora a punto del set ball per Volley Veneto. Mirko testa grossa al servizio. Sartoretti 31 pari. Set incredibile. Ricordiamo il punteggio del primo set vinto da Volley Veneto Benacus. Free nel campo di Volley Veneto. Cosa sono riusciti a fare, ma grazie a Michele Viola che ha salvato un pallone che aveva scavalcato Mattia Cerfogli. Michele Viola è riuscito a buttare il pallone dall'altra parte sull'attacco di Sartoretti, grande muro di Volley Veneto, 32-21. Ma un grande applauso al libero di Volley Veneto, Michele Viola, che con un pallone saltato completamente da Mattia Cerfogli è riuscito a recuperare. La palla nel campo di ancora di Volley Veneto. Finisce qua 33-31. Finisce 33-31 per Volley Veneto con un attacco di Magalini. 2-0. 3 minuti di pausa.
Rientrano in campo le due formazioni per questo terzo set. Scusatemi, ma ricordiamo i set precedenti. Primo per Volley Veneto 25-22, secondo interminabile 33-31, sempre per Volley Veneto 2-0 in questo momento per la formazione di Adriano Fi. Rimane in campo Daniele Cro al posto di Pietroni. Rimane in campo anche Cerfogli. Quindi rispetto al primo set la formazione di Volley Veneto Benacus ha cambiato il palleggiatore mettendo dentro Daniele Cro e il schiacciatore Mattia Cerfogli al posto di Paolo Guardavascio. 2-0 al servizio la formazione di Spezzano. Per Volley Veneto Benacus. Al servizio Alberto Magalini. La palla ancora nel campo di Spezzano. Free ball nel campo di Spezzano. Questa volta Sartoretti fa l'1 pari. Purtroppo sul più bello di alzare il pallone Michele Viola era incespicato su un suo compagno che era caduto per terra. 1 pari. Equilibrio. L'Italia al servizio. Con un tocco che scavalca il muro del giocatore numero 33 Pramarzoni. 2-1 per Spezzano. Cristian De Agostini, 2 pari. Bel primo tempo. Una bellissima alzata di Daniele Cro a una mano. 2 pari. E De Agostini mette fuori dal campo, esce fuori dal campo per il suo turno di servizio. Bellissimo primo tempo giocato velocemente dal giocatore numero 15 Camellini. 2-1 per la formazione, no scusate, 3-2 per la formazione di Spezzano. Sartoretti al servizio. Muro a 2 di Mattia Cerfogli e di Daniele Cro, se non erro Romagnoli. 3 pari. Testa grossa al servizio. La palla nel campo di Volley Veneto. Ancora Mattia Cerfogli, 4-3.
5-3 per Volley Veneto. Non perfetta la ricezione del numero 18 Berselli e Volley Veneto si porta sul +2. Ancora testa grossa al servizio, a Gazzani. Zanasi intanto ha preso il posto di Berselli. Questa volta il muro è efficace sull'attacco di Mattia Cerfogli, 5 pari. Un muro molto potente, ben trovato dalla formazione di Spezzano con il giocatore numero 15 Michele Camellini, quindi 5 pari. La palla nel campo di Spezzano. Cartoretti fa il 6-5. E dal 5-3 al 6-5 per Spezzano. 7-5 Cerfogli non riesce a tenere bene il servizio. 5-7, subito chiamato time out per la formazione di Spezzano, 30 secondi di pausa. Eccoci qua, rientrano in campo le due formazioni, 7-5 per la formazione ospite. 7-6, palla fuori. A servizio Mattia Cerfogli. Non trattiene il muro e testa grossa con il bagger, non riesce a tenere in campo il pallone. Esce Vitali ed entra il giocatore numero 9 Giovanardi. Grande punto del giocatore numero 6 Giulio Romagnoli, 8-7. È proprio l'autore del punto, è servizio. Viene chiamata invasione di Cristian De Agostini, 7-9 sull'attacco di Sartoretti. Bonavita al servizio.
Magalini con un pallonetto intelligente, vede la posto 1, vede il posto 1 sguarnito, Primarzoni non ci arriva, 8-9 sul muro 2, molto intelligente Alberto Magalini che ha visto la zona di campo completamente libera, mette il pallone dell'8-9, permettendo alla formazione di Voli Veneto di andare sul -1. Daniele Cro al servizio. Ace di Daniele Cro. Per il 9 pari. Ancora Cro al servizio. Sartoretti 10-9. Tocco potente, non forzato, che mette in difficoltà la difesa di Voli Veneto, 10-9, e permette al giocatore del numero 10 Zanasi di andare fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. De Agostini 10 pari. Alberto Magalini al servizio. La palla di Magalini è dentro la rete, 11-10 per Malagoli Tanspent, 10-11. Grandioso attacco di Mirko Testagrossa che vede la zona 2 sguarnita, Bonavite non ci può arrivare, 11 pari, un pallone non forte ma sicuramente piazzato molto bene, molto in diagonale, direttamente nei 3 metri. Entra Giulia Romagnoli ed esce ovviamente Michele Viola. Pari. Probabilmente ci sono problemi col collegamento del tablet. Si è fermata la partita al momento, il secondo arbitro è vicino al segnapunti. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, ci sentiamo quando rinizierà il match. Sartoretti fa il 12-11, entra Mann, vediamo al posto di chi. Entra Mann per Bonavita, fa rifiatare il palleggiatore la panchina di Spezzano. Sartoretti butta fuori abbondantemente il pallone.
12 pari. Cambia la diagonale la panchina di Spezzano facendo uscire Sartoretti per Sgarbi. Tredici a 12 per la formazione ospite. Grande Mattia Ciarpogli che vede la zona sguarnita di P1, il muro avversario messo malissimo e butta la palla del 13 pari dall'altra parte. La palla nel campo di 14 a 13. (14 a 13). Pallone fuori di Camellini, 14 pari. Romagnoli al servizio, rientra De Agostini. Muro a 3 molto alto per Volley Veneto Benepus con De Agostini, Magalini e Cro. (15 a 14). Rientra Sartoretti. La palla ancora nel campo di Spezzano, 14 a 15. (14 a 16). Mann al servizio. (14 a 17). Sembra essersi un po' smarrita la formazione di Volley Veneto. Ancora Mann al servizio. Pallone fuori, 15 a 17. E viene sostituito da Bonavita. Magalini, 16 a 17. Pallonetto
Ancora Daniele cross servizio. Sbaglia Sartoretti, 17 pari. Time out chiesto dalla panchina di Spezzano. Testa grossa fa 18-17. Ancora Daniele cross servizio. Diciotto pari. Sartoretti. La palla nel campo di Spezzano. Diciannove 18 per Spezzano. Diciannove 18 per Spezzano. Attacco di testa grossa sulla mano sul muro di Sartoretti. Nel muro 1 Sartoretti non riesce a tenere il pallone, 19 pari. Alberto Magalini al servizio. Ace, viene chiamato Ace. Sinceramente non ho visto il pallone di Magalini, 20-19. Muro di Sartoretti, 20 pari.
formazione di Spezzano sul 21-20. Parità, 21 pari. (21 pari) e viene dato il cartellino giallo all'allenatore della formazione di Spezzano. Cartellino giallo al coach di Spezzano, il signor Sassi. 21 pari. Sartoretti la butta di là. La palla nel campo ancora di Spezzano. Buonavita riesce a recuperare il pallone. Ancora la palla nel campo di Volley Veneto. È un punto incredibile. 22-21, si spostano Zanasi e Bonavita su un pallone non irresistibile di testa grossa. Incomprensibile questo errore da parte di Spezzano. 22-21, time out chiesto dalla panchina di Spezzano. (22-21) per Volley Veneto con ancora Cristian Di Agostini al servizio. La palla viene chiamata l'invasione a Sartoretti dopo l'attacco, ha messo il piede dall'altra parte della linea. 23-21. E saltano le proteste del pubblico nei confronti dell'arbitro. Sinceramente l'invasione probabilmente è avvenuta perché Sartoretti con il lancio era andato dall'altra parte, ma non ho visto di quanto. Ancora De Agostini al servizio, palla corta. Mani fuori di Mattia Carfogli, 24-21. 3 match ball per Volley Veneto. De Agostini, palla corta, buona la ricezione, possibilità di attacco. 24-22. Bel diagonale da posto 4 della formazione di Spezzano che annulla il primo dei 3 set ball per Volley Veneto e manda fuori dai 9 metri il suo giocatore più rappresentativo, Edoardo Sartoretti. 24-23. E subito time out
chiesto dalla panchina di Volley Veneto. 30 secondi di pausa. Ultimo set ball a disposizione di Volley Veneto sui due non utilizzati dai veronesi. 24 a 23, da 21 a 24, scusate, da 24 a 21, 24 a 23, anche grazie a un ace incredibile di Sartoretti. E questa volta Sartoretti la butta sulla rete, finisce 25 a 23. Per Volley Veneto Veneto che conquista 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Questo è il momento dei saluti delle due squadre. Ricordo il punteggio di questa incredibile partita tra Volley Veneto e Spezzano, chiuso il primo set 25 a 22, secondo interminabile 33 a 31. E chiude 25 a 23 terzo set, dove Spezzano era riuscito a recuperare annullando 2 set ball grazie anche a un servizio incredibile di Sartoretti, ma lo stesso Sartoretti butta l'ultimo pallone sulla rete, 25 a 23, 3 a 0, 17 a 20 punti, Spezzano viene portato a meno 4. Buona serata e ci risentiamo per la prossima partita di Volley Veneto Veneto.